Il benessere dei pazienti mi spinge ogni giorno a svolgere il mio lavoro con massima professionalità ed empatia. Essere il direttore sanitario di uno studio odontoiatrico significa riuscire a rispondere ad ogni tipo di esigenza fisica e psichica del paziente, in modo che la visita non sia più percepita come un momento da temere, bensì come l'occasione di aver cura del proprio benessere. Questo grazie alle tecnologie più avanzate, alla formazione continua e alla creazione di un rapporto di fiducia ed empatia con i nostri pazienti. Nello studio dentistico Vargiolu ci occupiamo del paziente non solo da un punto di vista strettamente clinico, ma anche rispetto alla serenità nell'affrontare le sue terapie odontoiatriche. Io sono la dottoressa Roberta Silanos, sono una psicoterapeuta e mi occupo proprio di aiutare il paziente ad affrontare in maniera serena e rilassata le proprie terapie. Il primo incontro col paziente che appunto soffre di ansia o di paura semplicemente delle cure odontoiatriche avviene alla presenza della psicoterapeuta e dell'odontoiatra di riferimento. Questo gli consente di affrontare in maniera serena, di avere un approccio più rilassato e accogliente alla terapia. Lo studio dentistico Vargiolu è il primo in Sardegna a utilizzare la psicoterapia come metodo per lo zero paura dal dentista. L'approccio psicoterapico affiancato alle cure odontoiatriche è una pratica innovativa e di grande impatto perché aiuta il paziente a non essere vittima della propria ansia e della paura della terapia odontoiatrica e quindi di godere appieno dei benefici che la terapia può dargli. Mettere la persona al centro è alla base del nostro metodo professionale. Per questo veniamo riconosciuti come clinica odontoiatrica del benessere.